Continua a tenere banco la vicenda sull'acqua ad Agrigento relativamente alla nuova società AICA. Ieri infatti si è svolto in prefettura una riunione finalizzata a esaminare le problematiche finanziarie della neocostituita azienda consortile. All'incontro chiesto dai rappresentanti delle sigle sindacali molto preoccupati per il mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori, presieduto dal prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, hanno preso parte, oltre ai segretari provinciali di CGIL Cislewil, Buscemi, Piranio e Acquisto, il presidente dell'ATI Idrico, il sindaco di Sciacca Francesco Valenti, il presidente di AICA e sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza e il direttore tecnico di AICA, ingegnere Fiorella Rubino. I tre rappresentanti sindacali, nel ribadire fermamente il pieno sostegno al processo di gestione delle acque pubbliche e di conseguenza ad AICA, hanno sottolineato la necessità di addivenire a una soluzione rapida delle problematiche che ancora ostacolano il percorso dell'avvio della nuova azienda consortile. Il presidente dell'AICA Provvidenza ha sottolineato quindi l'importanza di avere definito la governance dell'azienda con la nomina delle figure di vertice che guideranno l'AICA e ha rappresentato che dalle stime finora fatte i ricavi che si produrranno con i proventi della nuova bollettazione, che tra l'altro è già operativa e quindi con la possibilità per gli utenti di pagare le bollette, consentiranno di sostenere i costi di gestione. In questo senso il sindaco di Grotte ha mostrato un vivo apprezzamento per il comportamento degli utenti che con il pagamento delle bollette stanno dimostrando di avere compreso l'importanza del percorso avviato, in cui i cittadini sono parte integrante della gestione del servizio pubblico. In conclusione dell'incontro, il presidente dell'AICA ha rappresentato ai segretari provinciali che l'azienda conta a breve di pagare gli stipendi con una certa regolarità e in particolare dopo il pagamento della mensilità di agosto ai dipendenti che ancora non hanno percepito le spettanze è stato anche assicurato il pagamento della mensilità di settembre entro il fine mese di ottobre. Il prefetto, prendendo atto quindi delle dichiarazioni dei rappresentanti di ATI e AICA, ha informato i presenti di aver avuto interlocuzioni con la Regione che sta seguendo puntualmente l'evolversi della situazione, al fine quindi di definire gli aspetti giuridici che potranno consentire l'erogazione delle somme stanziate e ha ribadito il sostegno pieno dell'ufficio dalla stessa rappresentato nel percorso di avvio e funzionamento della società consortile per il miglioramento della gestione complessiva del servizio pubblico che necessita in questa fase delicata di avvio di un'ampia collaborazione e convergenza di tutte le parti presenti alla riunione.